Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia. È per questa ipotesi di reato che è stata disposta dal GIP del Tribunale di Agrigento la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori ad una giovane coppia. La misura cautelare trae origine da un'indagine della squadra mobile dopo che ad una neonata di 6 mesi vennero riscontrate delle lesioni. Alla piccola, accompagnata dai familiari all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì per un episodio sincopale post-vomito, i medici riscontrarono una serie di ecchimosi e traumi sul pube e alla testa, nonché un'emorragia cerebrale che comportò l'immediato trasferimento della piccola al Policlinico di Messina, dove fu ricoverata in rianimazione pediatrica. Condannati ad un anno di reclusione e al pagamento di 100.000 euro i coniugi Rosalba Caracalla e Giovanni Salvatore Messina a seguito della morte per annegamento di Alessia Cintura. La tredicenne è deceduta a Campo Felice di Roccella il 20 aprile del 2017 durante una festa organizzata in casa proprio dei coniugi accusati adesso di omicidio colposo. La tredicenne era stata affidata dal Tribunale per i minorenni a una donna e allontanata dai genitori Nicolò Cintura e Cinzia Candela, il tutto per una vicenda che era stata archiviata dal GIP di Palermo. Sanzioni per circa 3 milioni di euro sono state elevate nell'ambito di una vasta operazione di controllo in materia di scommesse sportive online non autorizzate organizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In Sicilia sono stati controllati 40 esercizi e scoperti 13 punti scommesse clandestine collegati telematicamente con server di società residenti all'estero privi di qualsiasi concessione e autorizzazione. L'operazione ha portato alla denuncia di 18 persone e al sequestro di 21 personal computer. Furto con spaccata nella notte in una gioielleria di Vittoria nel Ragusano. I ladri hanno rotto la vetrata della porta d'ingresso dell'attività commerciale sita in via Cavour all'angolo con via Roma. Il furto è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza posizionata sopra il negozio. Ricco il bottino che sarebbe stato portato via dai ladri. Indagini sono adesso in corso per risalire all'identità degli autori. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14.